Il nostro ospite di oggi è Pino Cabras, che è un deputato di 5 Stelle, che ringrazio della partecipazione alla trasmissione, anche perché abbiamo molte curiosità, perché questo è il momento più importante dell'anno. Ci sono state delle votazioni clamorose, soprattutto al sud, e la Sardegna è stata una di quelle regioni che vi ha dato i maggiori vantaggi a livello di voto. Lei se l'aspettava, Cabras? Me l'attendevo, anche se non era facile quantificare la misura, perché c'era un sentimento popolare che abbiamo captato, ce ne siamo accorti. Quindi in un certo senso non è stato così sorprendente questo risultato. Lo è stato forse per la stampa o per i partiti che non si attendevano questa misura. Un particolare. Lei, come esperienza di lavoro, è stato funzionario in questo momento in aspettativa della finanziaria regionale. Si occupava di internazionalizzazione. Quando è che si è avvicinato al pianeta dei 5 Stelle? Ma è un avvicinamento che è stato comune a quello di tanti sardi e di tanti italiani che hanno visto crescere una forza molto attenta a delle tematiche che erano state trascurate dai partiti politici tradizionali e con un interesse, una focalizzazione sulla partecipazione dei cittadini. La parola partecipazione è stata sottovalutata molto negli ultimi anni e invece è decisiva per mettere aria fresca nella politica, nella cosa pubblica. E quindi questo è stato un avvicinamento naturale e mi hanno chiesto di candidarmi al collegio uninominale del sud-ovest della Sardegna e ho accettato molto volentieri. Posso chiederle precedentemente quali ideali politici aveva? Allora, come formazione personale sono stato a sinistra, ho anche fatto attivismo, vedendo progressivamente tradita anche una certa modalità appunto di partecipazione, come dicevo prima. Ma mi sono trovato bene con persone che venivano da altri ambiti, perché è un movimento che forse con una parola ambiziosa dice di essere post-ideologico. In realtà è molto pragmatico, molto attento a non fare tanti voli pindarici che a volte nascondono in realtà la copertura per pratiche politiche ciniche e quindi in questo caso mi sono trovato a casa. A livello politico romano lei oggi prosegue il percorso che ha iniziato alla SFIRS, si occupava di internazionalizzazione, adesso è nella Commissione Esteri. Sì, ho scelto questo non solo per le mie esperienze di lavoro con la SFIRS, ma anche per interessi personali che ho coltivato negli anni, anche con il mio blog che si occupa molto spesso di questioni internazionali. E penso che le questioni internazionali siano importantissime anche per la Sardegna, per tutto l'arco delle questioni economiche, dall'energia alle questioni della sanità, l'abbiamo visto, hanno un'implicazione che è bene vedere da vicino. La gente si chiede, ma domani Lega e 5 Stelle, che rapporto avranno con l'Europa e con Bruxelles? Allora, c'è una crisi complessiva dell'Unione Europea in questi anni e questa cosa si riflette in tutti i paesi europei con una crisi dei partiti tradizionali. Questo ha sollevato moltissime critiche che sono state raccolte da formazioni politiche nuove. Io credo che potremo trovare un'intesa su alcuni temi per difenderci non tanto dall'Europa, quanto dall'interpretazione che è stata data dell'Europa da parte di un'elite che è quella tecnocratica, quella che insiste molto sull'austerity, sui sacrifici e non vede invece le potenzialità di un rapporto diverso fra gli stati nazionali e la dimensione continentale europea. Io so che voi siete molto preoccupati da sempre di questo strapotere che oggi, dopo l'addio dell'Inghilterra, coinvolge in modo particolare Germania e Francia. Sì, i fondatori dell'Europa, definiti come asse franco-tedesco, sono loro e sicuramente hanno un peso e una tradizione negli equilibri di potere dell'Europa. Però anche l'Italia è tra i paesi fondatori. La Repubblica Italiana può far valere molto meglio di quanto non abbia fatto negli anni precedenti il suo peso specifico, che non è indifferente. Su tutti i dossier sono state accettate passivamente troppe cose, ad esempio sulla gestione del debito, sul modo di finanziare il debito pubblico attraverso i bot che non vengono concessi nel modo in cui invece vengono concessi ai tedeschi.
c'è una parte degli investimenti della Germania, ad esempio, che viene tenuta fuori dal debito pubblico e a noi invece non è concesso. Perché? Queste cose andranno negoziate. Parliamo della Sardegna. Ci sono molti temi importanti. Uno, quello principale, si svolgerà in maniera compiuta fra 9 mesi. Come si sta preparando l'organizzazione dei 5 Stelle sardi a questo futuro, per la prima volta protagonisti alle elezioni regionali della Sardegna? È in atto un grande processo di apertura alla società civile della Sardegna. Interrogheremo tutte le persone che hanno da dire qualcosa di utile, di interessante per cambiare il destino della Sardegna. Noi vogliamo portare come missione l'idea che la Sardegna si collocherà non solo in queste elezioni, non soltanto con questa prospettiva, ma nei prossimi 30-40 anni. Dobbiamo avere una visione di quello che sarà la Sardegna del futuro, nostra e dei nostri figli. Per fare questo serve volare un po' più alto di quanto hanno fatto le ultime giunte, che hanno invece avuto un ripiegamento su se stesse e si sono scollegate dalla società sarda. Riflessione sul metano, questa energia che noi aspettiamo a basso costo da sempre. Siamo gli unici in Italia a non poter godere di questa produzione, per noi fondamentale. Allora, il metano è sicuramente un'energia della transizione verso altre forme di approvvigionamento energetico che avverranno fra 20-30 anni. In questo caso attualmente il metano è un'energia utile ed è utile anche alla Sardegna. Mi chiedo però se un certo tipo di progetti che si stanno pensando per la Sardegna sia utile per la dimensione della nostra isola, perché alcune idee che ho visto circolare sul metano mi sembrano più quelle che vogliono utilizzare il suolo della Sardegna per fare una sorta di piattaforma europea, e questo sarebbe anche costoso in termini ambientali. Quindi nel momento in cui decidiamo il futuro del metano, vediamo qual è la dimensione, qual è l'impatto ambientale. Questa cosa deve essere discussa attentamente e apertamente con i cittadini e con i territori. Vi siete ritrovati da soli contro tutti gli altri per un tema che è quello del riconoscimento a Bruxelles dell'insularità. Perché? Ma allora, io ho un grandissimo rispetto veramente per chi conduce la battaglia dell'insularità, o almeno per una gran parte di coloro che la propongono. Però attenzione, scrivere che la Sardegna è un'isola nella Costituzione non è che cambi automaticamente i destini politici dell'isola, perché ci sono scritte anche altre cose belle nella Costituzione e non sono state attuate e non sono state rivendicate. Ad esempio, una legge di rango costituzionale prevede che le entrate in Sardegna siano prevalentemente gestite in modo diretto in ambito regionale, eppure questa cosa è stata disattesa, nonostante sia scritta in Costituzione. Quindi, più che fare una battaglia di questo tipo, che potrebbe comunque essere fatta normalmente dal Consiglio regionale, se vuole può presentare una legge costituzionale per farlo senza fare tanti voli, più che fare questo bisogna acquisire un peso politico diverso della Sardegna, deve conquistare più sovranità autentica. Il mondo è pieno di isole che non si sognano nemmeno di parlare di insularità, perché sono collegate direttamente al mondo. Hanno trovato il modo per aggirare il problema di una dipendenza da un altro territorio, e quindi io sarei più per quest'ottica. Dopodiché anche l'Unione Europea prevede delle norme in favore dei territori delle isole, ma anche lì è una questione di peso specifico della politica. Se non abbiamo abbastanza peso è inutile che scriviamo le cose, perché non vengono attuate. Ha accennato nelle ultime battute al discorso della Sardegna che potrebbe avere un suo mondo finanziario particolare, e voi siete anche del parere che ci debba essere anche un ente che gestisca le entrate fiscali tutto sardo. Ma c'è stata nel passato una grande battaglia nei confronti di Equitalia, oggi parte integrante dell'Agenzia delle Entrate. Sì, è una battaglia non tanto verso la riscossione in sé, ma contro il modo irrazionale e vessatorio che c'è stato nel prelievo fiscale, nell'atteggiamento nei confronti degli imprenditori, delle persone che hanno già tante altre difficoltà. Lo Stato si è posto in una maniera spesso iperburocratica e di contrasto, ha reso la vita veramente difficile agli imprenditori e alle famiglie. La prima cosa da fare in qualsiasi ambito, regionale e nazionale,
finale credo che sia una grandissima semplificazione fiscale e burocratica. Questo è il primo obiettivo. E questo è un discorso che vi vede assolutamente in linea con i vostri nuovi compagni di viaggio della Lega, quindi sarà una delle cose che porterete avanti per prime? Io credo che troveremo orecchie attente nella politica, che finora è stata bloccata forse eccessivamente dalla paura del rigore di Bruxelles in una maniera acritica. Si stanno liberando delle energie, quindi troveremo, penso, nuove sintesi sia in Parlamento, ma la cosa che conta di più con i cittadini. Siamo alle conclusioni. Nel futuro della Sardegna, voi che cosa vedete? Un ritorno all'industria o altrimenti una Sardegna agro-pastorale di successo insieme a un turismo più importante? Allora, sicuramente il turismo è al di sotto delle sue possibilità e può avere margini di sviluppo. Sicuramente l'agricoltura può cambiare, ad esempio l'agricoltura biologica potrebbe diventare un esempio di valore mondiale se si investe molto in quel settore. E da lì nascerebbero imprese e un modo di vivere diverso che sarebbe attrattivo nei confronti del turismo e anche dei cittadini che rimangono. La questione dell'industria, non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Molto spesso quando si parla di industria si rimane fermi a 30 anni fa e invece bisognerebbe pensare all'industria del futuro, che è meno inquinante e più collegata a situazioni che dipendono meno dall'industria pesante. È tutto anche per questa puntata, ci vediamo tra 7 giorni. Grazie.